Amici della Wii Sport, buon lunedì e ben ritrovati con il campionato Under 17 regionale al comunale di Seminara per la quinta giornata del girone C. I galattici del Città di Messina, guidati da mister Cosimini, affrontano i giovani leoni guidati in panchina da Mario Currò. La formazione giallorossa nell'ultimo turno ha trovato una vittoria per 3-0 al Despar Stadium contro lo Junior Calcio Cireale, viaggia a quota 10 punti frutto di 3 vittorie e un pareggio raccolti nei 4 turni precedenti. Dall'altra parte i giovani leoni nell'ultima giornata hanno trovato solo uno 0-0 sul campo della CR Messina, reti bianche tra la formazione etnea e quella biancoscudata. Ingressi in campo delle due squadre, grazie alle nostre grafiche stiamo vedendo i 22 che scenderanno in campo. Rientra Santa Paola e viene schierato da falso 9 da mister Cosimini per sopperire all'assenza di Simone Spuria. L'attaccante ancora assente per squalifica rientrerà solamente tra 2 settimane nella sfida del Despar Stadium contro il Camaro. Partiamo con il film del primo tempo. Alla battuta ci vanno i giovani leoni, ma la prima occasione offensiva arriva dopo 180 secondi e di marca Città di Messina. Samuel Corso su calcio di munizione riesce a trovare la traiettoria giusta per Santa Paola. Nicolosi però mette in calcio d'angolo il colpo di testa del numero 9 CDMino. Bravissimo il portiere dei giovani leoni a mettere il pallone in calcio d'angolo. Sul corner successivo Corso mette il pallone dentro, la sfera rimane lì. Alla fine Santa Paola ci proverà con il destro, il suo tentativo potente è totalmente sballato, però se parliamo di mira dall'altra parte calcio d'angolo anche per i giovani leoni. Smanaccia Buonasera, ci sarà poi un calcio di punizione affidato al numero 10 Grutta Dauria. Ancora una volta Buonasera a volare all'incrocio dei pali, a levare il pallone dal 7. Si resta sullo 0-0 comunale di Seminara quando è nuovamente il Città di Messina a provarci, qui sgridato da mister Cosimini. Il pallone arriva a De Marco, siamo ai 35 metri, De Marco con il destro potentissimo, Nicolosi ancora una volta riesce a metterci una pezza. Grandissimo il colpo di reni dell'estremo difensore etneo sul tentativo dalla lunghissima distanza da parte di De Marco. Calcio d'angolo di Corso, colpo di testa di Junior. Ci sta provando in tutti i modi il Città di Messina a sbloccare il risultato, ma fino a questo momento non riesce. Junior ancora per Santa Paola, riesce a scaricare sulla sinistra verso Nicola Majorana, che qui si ritrova il pallone, resiste a una carica, entra in area di rigore, viene esteso così per il direttore di gara, non c'è dubbio, è calcio di rigore. La smanacciata da parte del difensore dei giovani leoni costa il calcio di rigore che Samuel Corso riesce a realizzare per battere il portiere Nicolosi e portare in vantaggio il Città di Messina 0-1 al comunale di Seminara. In chiusura di primo tempo Samuel Corso ha gonfiato la rete, non è però Salzi, il numero 10 del Città di Messina, che ci prova anche su calcio di punizione. Nicolosi, spettacolare il suo intervento a mettere la sfera in calcio d'angolo. Solo un grande estremo difensore dei giovani leoni sta evitando un passivo più pesante ai suoi. Finirà così il primo tempo, duplice fischio. Fino a questo momento il Città di Messina vince per 1-0 sui giovani leoni grazie al calcio di rigore realizzato da Samuel Corso. Nella ripresa è ancora una volta il numero 10 a scatenarsi, a mettere il pallone sul secondo palo, dove c'è Nicola Majorana che con il destro fa 0-2 e praticamente mette in ghiaccio la partita. Dedica verso le tribune per il numero 7 di mister Cosimini. Bellissima l'azione personale da parte di Corso, è stato poi bravo Majorana. Ancora in avanti il Città di Messina che sfonda facile sulle fasce, qui con Motta che mette la sfera sul secondo palo. Il pallone se lo ritrova lì ancora una volta Nicola Majorana, che semina il panico nella difesa avversaria. Santa Paola di prima intenzione, viene stoppato il tentativo sulla linea da un difensore dei giovani leoni. Ci ha provato il numero 9, sarà anche l'ultima occasione per mettersi in luce, perché di lì a poco entrerà Gennaro al suo posto. C'è una rimessa laterale per il Città di Messina, la sfera rimane in area di rigore. Amante con il colpo di testa, la sua penetrazione centrale non ha trovato il gol dello 0-3. Si aspetta una reazione dai giovani leoni quando entra in campo Marelio Maceli per il compagno Motta. Schema su calcio munizione per la formazione etnea, che qui chiede il calcio di rigore. Probabilmente ci poteva stare il fischio da parte del direttore di gara su questo tentativo da parte di Amante di fermare il giocatore avversario. Calcio di punizione per la formazione dei giovani leoni, deviato, ed è 1-2 al comunale di Seminara. È stato il numero 10 Grutta Dauria a trovare la via della rete. Il tocco di Gennaro ha eluso l'intervento da parte di Buonasera, che non è arrivato sul pallone e la riapre i giovani leoni. Entra in campo Roberto Majorana per Junior e arriva il 3-1 del Città di Messina. Calcio d'angolo sul secondo palo, tutto solo arriva Trimboli che trova la via della rete e porta sul +2 il Città di Messina. Il difensore centrale, uno dei volti nuovi di questa stagione del Città di Messina. Ancora in avanti la formazione giallorossa con Roberto Majorana che serve Corso, pallone per Gennaro, piattone con il destro ed è 1-4. Arriva anche il poker del Città di Messina. Nicolosi è battuto
dalla bellissima conclusione da parte di Gennaro, ma che azione con Roberto Majorana, percorso, pallone per il numero 18 che ha trovato la via della rete, ancora un cambio per il Città di Messina, infatti entra Guglielmo sul rettangolo verde, ma sono i Giovani Leoni a provarci e qui a guadagnarsi un calcio di rigore un po' generoso. Il fischio da parte del direttore di gara sul tentativo da parte di De Marco, ci prova il numero 11 che però viene ipnotizzato da Buonasera, l'errore da parte di Giannaula e si resta dunque sul risultato di 1-4 al Comunale di Seminara. Si mette in luce anche il neo arrivato in casa Città di Messina, il portiere Buonasera. Qui il pallone arriva sul secondo palo dove c'è Gennaro a tu per tu con l'avversario, prova a eludere l'intervento, si ritrova il pallone lì, il numero 18, la sfera se la riconquista Roberto Majorana che prende il fondo, ancora il numero 17 mette la sfera sul secondo palo, il suo cross è preda di Guglielmo, rimpallato da Venuti, ancora Guglielmo, il numero 20 con il palo e poi Venuti. La presa però è facile in questo caso per Nicolosi, grazie al nostro ralenti abbiamo visto il palo del giocatore Gioele Guglielmo, poi Gennaro sfonda sulla sinistra, mette il pallone dentro e stavolta è un gioco da ragazzi per Guglielmo trovare la via della rete, il gol del 5-1 per il giocatore della formazione di Mister Grio, oggi convocato da Giuseppe Cosimini. Primo gol alla prima presenza in maglia under 17, entra anche Michele Panetta, poco dopo sarà la volta di altri cambi per la formazione giallorossa, infatti entrerà sul terreno di gioco Andrea Cucinotta, azione solitaria da parte di Roberto Majorana che supera tutti, ancora Majorana, salta anche Nicolosi, prende il fondo, mette il pallone dentro, arriverebbe il gol del 6-1 se non fosse per il fischio da parte del direttore di gara che dice che il pallone è uscito sull'azione personale di Roberto Majorana. Ultimo cambio per il Città di Messina, entra in campo il numero 19 Gabriele Spanova, non ci sarà più tempo, triplice fischio, vince ancora il Città di Messina e lo fa per 5-1 contro i Giovani Leoni. Settimana prossima sfida alla Ionica. Un cordiale saluto amici della Wii Sport e alla prossima. Samuel Corso, il Città di Messina Under 17 continua a vincere, oggi hai timbrato il cartellino grazie a un calcio di rigore e anche un assist al referto. Oggi forse la tua prestazione viene valorizzata ulteriormente da quello che ti chiede sempre mister Cosimini, oltre alla fantasia metterci anche un po' di sacrificio per la squadra. Sì, oggi abbiamo giocato tutti bene, io ho timbrato il cartellino come hai detto tu e ci siamo portati questa vittoria a casa che sapevamo non era facile, in un campo molto difficile e l'importante è vincere. Sto con i piedi a terra, cerco sempre di migliorare giorno dopo giorno e dall'anno scorso ad oggi ho trovato molte differenze, soprattutto nell'organizzazione. Io quest'anno mi aspetto di migliorare moltissimo con mister Cosimini perché è un allenatore in gamba e mi sta facendo crescere molto.